Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella pillola vostra Marietta Veneziana. Oggi parleremo di una cosa buffa che mi è successa in questi giorni nei nostri gruppi social. Ma prima di iniziare, il vostro Marietta Veneziana vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Garda, al canale del vostro Marietta Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social in cui stiamo cercando di rilanciare il nostro gruppo che abbiamo rinominato Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo e chiaramente anche nel sito capitano.intervista.org, qui sotto il link in descrizione potete raggiungerci o andare nel sito Capitano a scaricare una ventina di ebook gratuiti con le istruzioni per circuiti radionici e quadranti radiostesici. C'è anche una sezione shop dove si possono tranquillamente comprare dei servizi da gara Marietto Venezia. In più ultimamente ci siamo trasferiti alla Gedalia, stiamo migrando da WhatsApp a Telegram perché reputiamo che abbia per il momento delle peculiarità per i nostri committenti che sono troppo importanti e quindi invitiamo tutti quelli che ci vogliono contattare a usare Telegram. Bene, iniziamo un po' la pillola di oggi che si allaccia un po' una pillola che avevo fatto della serie se l'istruzione costa, immaginiamoci l'ignoranza. Perché questo? Perché ultimamente mi è capitata una cosa buffa. Cioè, io ho cominciato a regalare circuiti quadranti radiostesici circa 7-8 anni fa. Le ho fatto in buona fede e speranzoso che le persone che lo ricevessero avessero almeno il sentore e l'umiltà di apprezzarne il gesto. Però purtroppo mi sono reso conto che alcune persone avevano dei bisogni, no? E ho fatto delle pillole, ho fatto più o meno 1300-1350 pillole e se stai guardando questa è una pillola di queste, in cui in alcune pillole spiegavo come utilizzare i circuiti. Allora, alcune persone guardando le pillole, non avendo i circuiti, mi hanno chiesto di postare i circuiti sui social. Io li posto su Twitter, li posto su altri social. Purtroppo alcune persone che magari li hanno scaricati e li hanno scaricati nel sito capitano.intervista.org gratuiti con sotto le istruzioni, ne hanno fatto uso, ne hanno anche venduti. Ci sono state persone che hanno preso i miei circuiti e li hanno venduti tranquillamente, ma il Marietto è ben contento di questo perché la radionica deve essere divulgata a tutti e ha anche un suo costo. Se qualcuno li scarica gratuitamente e poi li vende, il Marietto chiaramente non dice nulla e è contento che abbia mosso un po' e abbia aiutato tante persone. L'altro giorno è arrivato un signore che cioè, questo mi era già capitato anni fa, che c'era stata una persona, 5-6 anni fa più o meno, c'è stata una persona che aveva formato un gruppo con i miei circuiti. Io un giorno entro e lei mi stava spiegando, perché non sapeva che li avevo fatti io, come si usavano questi circuiti. Li spiegava a modo suo, no? Anche ultimamente c'era gente che diceva che i miei circuiti erano di un altro tipo perché li postavo, in realtà li ho fatti io, li ho creati io. E ci ho dovuto mettere anche il nome per far capire che li aveva fatti il marito veneziano. Ultimamente però mi è capitata una cosa buffa, gente che ha scaricato, ha fatto pillole con i miei circuiti, no? Che è venuto a spiegare come utilizzarli e come divulgarli. Allora, prima di tutto, i miei circuiti funzionano con tutti e nessuno può aver avuto dei danni. Se ha avuto dei danni è semplicemente perché non ha letto le istruzioni e non ha guardato le pillole che il marito ha fatto. Primo. Secondo, è gratuito e io non obbligo nessuno a utilizzarli. Terzo, se li scaricano e vogliono avere qualche informazione in più, contattano il Degario Maretto Veneziano, pagano la loro consulenza di 20 € 45 minuti e sono tutti d'accordo. Invece mi trovo gente, soprattutto su social, Face, che sono pretenziosi. Oltre a non ringraziare che si trovano lì del materiale, vogliono anche che gli scrivo le istruzioni. Io le istruzioni le ho già scritte negli ebook. Se volete, prendete l'indicino, andate nel sito alcapitano.altrevista.org,
e li scaricate, le istruzioni sono lì gratuiti. Chiaramente queste persone le ho bannate e le ho bloccate perché non fanno parte del mio percorso di evoluzione. Sono mendicanti che sicuramente avranno uno spazio nella loro vita per imparare con altre persone la radionica, ma non fanno parte del mio percorso. Bene, cari amici, questo per dirvi che se trovate delle immagini con su scritto Maledetto Veneziano, voi prendete il ditino, qui sotto c'è il link, andate al sito capitano.intervista, scaricate l'ebook e studiate come tutti. Oppure andate nel sito, cioè scusate, nel canale Marietto, cercate le pillole che spiego e non lamentatevi nei social che il vostro Marietto non sta lì a spiegare alla 30.000esima persona che gli chiede cosa serve quel circuito. Bene cari amici, grazie, alla prossima, ciao.